Venerdì a Creazzo i funerali della 66enne insegnante in pensione uccisa dalla ruspa sulla spiaggia di Cervia. Il paese ancora incredulo. L'autista del mezzo indagato per omicidio colposo, secondo la procura di Ravenna, avrebbe agito di sua iniziativa nei lavori dell'arenile. 2 operai investiti dal crollo di un solaio durante la ristrutturazione di un ex convento a Padova a novembre. Nello stesso cantiere alcuni operai erano saliti sulla gru per chiedere il pagamento dello stipendio. Giallo Resinovic: non ho nulla a che fare con la morte di Liliana. A Trieste le parole del marito Sebastiano Visintin sull'accusa di omicidio formulata dal PM. Da Santa Maria di Sala a Borso del Grappa, passando per Porto Viro, tutti i risultati dei 9 comuni al voto in questa tornata amministrativa. Zona rossa a Padova, continuano le polemiche, attacco a prefetto e questore in uno striscione apparso ieri sera su cui indaga la Digos. La provincia di Treviso seconda in Italia per qualità della vita degli over 65, ma la situazione è decisamente meno positiva per bimbi e giovani, la classifica stilata dal Sole 24 Ore. A Padova la soprintendenza è impegnata nelle fasi conclusive del progetto di restauro della statua equestre del Gattamelata. Entro ottobre dovrebbe essere pronto, consentendo così la partenza dei lavori. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo alla cronaca con la tragedia sulle spiagge di Cervia in cui la vicentina residente a Creazzo, Elisa Spadavecchia, è stata travolta e uccisa da una ruspa. Venerdì si svolgeranno i funerali della 66enne, ex professoressa al Liceo Quadri di Vicenza. Intanto è l'intera comunità a piangere la scomparsa della donna che era stimata e molto conosciuta. È una persona conosciuta, io la vedevo in piazza con la sua bicicletta perché lei è amante proprio della bici, mi hanno detto delle colleghe che andava a scuola anche in bicicletta e quindi una persona con un sorriso meraviglioso, dolcissima, la incontravo in piazza e come faccio con tutti i cittadini la salutavo con grande affetto, simpatia. Quando ho sentito la notizia sono rimasta pietrificata. C'è tutto il dolore di una comunità nel ricordare Elisa Spadavecchia, l'insegnante in pensione travolta e uccisa sabato da una ruspa che faceva una manovra mentre era in spiaggia sulla riviera romagnola a Cervia per qualche giorno di vacanza con il marito e con una comitiva di amici e conoscenti che venerdì 30 si stringeranno alla famiglia per l'ultimo saluto alla donna. La procura di Ravenna, che indaga sul caso, non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia sul corpo della 66enne, ex professoressa di inglese per tanti anni al Liceo Quadri di Vicenza. Notizia della disgrazia che ha lasciato tutti senza parole, su cui proseguono le indagini per ricostruire le dinamiche e chiarire gli interrogativi. Perché l'autista del mezzo, indagato a piede libero per omicidio colposo, si trovasse lì e chi gli avesse affidato l'incarico per i lavori in quel tratto di spiaggia a Pinarella, se abbia proceduto di sua iniziativa o se avesse un mandato ad effettuare nuovi lavori ed accertare eventuali ulteriori responsabilità. La ruspa è stata sequestrata per disporre accertamenti. Intanto c'è sgomento in paese ad esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia della donna originaria di Molfetta e da tanti anni nel Vicentino. È l'amministrazione di Creazzo, dove viveva con la famiglia. Io sono molto vicina col cuore, diciamo come amministrazione, però porto il nome di tutta la cittadinanza di Creazzo che si stringe intorno alla famiglia con grande affetto e con grande stima. Dolore e incredulità anche da parte dei vicini di casa che ricordano Elisa Spadavecchia come una persona splendida e piena di vita. Un'amica, sì. Siamo stati tanti anni insieme, però ultimamente lei è andata in pensione e allora, sai, aveva più tempo e abbiamo stretto proprio un'amicizia bellissima. Una persona splendida, un dolore enorme, perché lei mi stava tanto vicino, molto umana, non si meritava questa fine così. È stato un dolore grande. Il ricordo della vicina di casa e amica di Elisa Spadavecchia, qui a Creazzo. La tragedia ha lasciato la comunità sotto shock. L'ex docente di inglese era molto conosciuta e amata. Tutti la ricordano per il suo sorriso, la sua umanità e gentilezza e per la sua vitalità esplosiva. Era diventata nonna da pochi mesi. Piena di vita, fitness, piena di vita. Era una signora che amava la vita.
Andava in palestra, faceva un corso di ballo, frequentava burraco, cioè era piena di attività. Era una donna esplosiva, era una donna bellissima. A Padova ora per l'incidente sul lavoro che si è verificato oggi in centro. 2 operai sono stati investiti dal crollo di un solaio durante la ristrutturazione di un ex convento. A novembre nello stesso cantiere alcuni operai erano saliti su una gru per chiedere il pagamento dello stipendio. Via Sant'Eufemia a Padova, all'interno di un ex convento che diventerà uno studentato, un'operazione da svariati milioni di euro. Sono le 11:30 quando il crollo del solaio del terzo e del secondo piano investe 2 operai di nazionalità romena, dipendenti di una ditta in subappalto all'interno del cantiere. Immediati scattano i soccorsi. I 2 operai vengono portati in pronto soccorso e per fortuna non sono in pericolo di vita. Per uno si sospetta una frattura, l'altro è sotto shock. Nel frattempo scattano le indagini, con i vigili del fuoco sul posto anche la polizia e i tecnici dello Spisal che stanno ricostruendo quanto accaduto. Proprio qui lo scorso 5 novembre alcuni muratori egiziani erano saliti su una gru, non venivano pagati e denunciavano pessime condizioni abitative. Solo l'arrivo del bonifico dello stipendio li aveva fatti scendere, un cantiere che la Fillea CGIL continua a monitorare. Noi siamo andati a visitare quel cantiere più volte, tra l'altro anch'io personalmente ero andato con le compagne e i compagni della Fillea e avevamo parlato con il committente evidenziando delle criticità sulle attività lavorative. È da parecchi mesi che come Fillea CGIL di Padova seguiamo questo cantiere, l'abbiamo più volte segnalato alle istituzioni competenti, allo Spisal, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, al Comune, perché abbiamo sin da subito notato diverse irregolarità nella filiera dei subappalti. Come Fillea chiediamo e auspichiamo che si faccia chiarezza quanto prima. A Trieste ora perché i colleghi di Tele4 questa mattina hanno intercettato Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic, che ha risposto all'accusa di omicidio formulata a suo carico dalla procura. Iozzi descrive l'omicidio come se l'avessi commesso tu. Di questo non ne voglio parlare perché ci sono gli avvocati che sono preposti a queste cose. Però la descrizione del PM è molto molto precisa di quello che sarebbe successo in quel boschetto. Ecco, questo spetta ai miei avvocati. Sebastiano Visintin torna a parlare ai microfoni della nostra emittente e risponde così all'accusa formulata dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, secondo la quale l'uomo avrebbe prima aggredito e poi ucciso la moglie Liliana Resinovic la mattina del 14 dicembre 2021 nel boschetto dell'ex OPP di San Giovanni. Una descrizione molto dettagliata, quella formulata nella richiesta di incidente probatorio e depositata al GIP Flavia Mangiante. Secondo quanto scritto sul documento, Sebastiano avrebbe aggredito Liliana dentro il bosco, in prossimità di via Vais, all'altezza del civico 21, ancora dalla richiesta del PM, dopo afferramenti, percosse, compressioni, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace, agli arti, ne cagionava la morte, avvenuta mediante soffocazione esterna diretta, quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente. E sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 95. Omicidio o suicidio secondo te, Sebastiano? No, questo non spetta a me dare queste risposte, assolutamente. Ci sono i consulenti, ci sono i miei avvocati. Al vaglio degli inquirenti ora proprio i movimenti di Sebastiano Visintin. Quella mattina del 14 dicembre Liliana, dopo la telefonata con Claudio Sterpin, è uscita di casa senza cellulare e senza chiavi, è scesa per via Damiano Chiesa camminando velocemente, ripresa dalle telecamere della scuola di polizia mentre reggeva i sacchi della spazzatura. Poi da Piazzale Gioberti il buio totale. Io sto vivendo un dramma da 3 anni e mezzo. Sto vivendo un dramma che non auguro a nessuno. Però, come dicevo Liliana, la vita è bella. Una lunga chiacchierata quella di stamattina con Sebastiano Visintin, che ha rimarcato di essere tranquillo e di non temere per il futuro. Voi fate il vostro mestiere e dietro di voi che pulsa tutto il resto. Capisci? Voi siete le mani che vanno sul personaggio. Oggi sono io. Già condannato?
No, assolutamente. Io guarda, vivo la giornata, assolutamente. Non penso a ieri, non penso a domani. Non temi un eventuale processo? Beh, se ci sarà il processo io sono qua, sono a disposizione, per carità. Elezioni amministrative, urne chiuse dalle 15, 9 comuni al voto in Veneto con il 54,93% dell'affluenza totale. Nella precedente tornata era stata del 58,32%. Le principali sfide nel veneziano, allora grazie alla regia andiamo a vedere in grafica come è andata a Santa Maria di Sala. Alessandro Arpi col 54,32% è il nuovo sindaco al momento sarebbe nuovo sindaco, lo scrutinio è ancora in corso, attenzione, ma supera in questo momento il 50% Natascia Rocchi e Massimo Iovine, gli altri due candidati al 28,16% e 95%. Andiamo avanti con Eraclea, altro comune veneziano. Qui lo spoglio è terminato e dunque Nadia Zanchin è il nuovo sindaco di Eraclea col 38,11%, a seguire al 27% Danilo Biondi, Valentina Doretto al 26,66% e Flavio Perin al 7,45%. Ancora Borso del Grappa, siamo in provincia di Treviso con Fiorella Ravagnolo che supera abbondantemente il 50%, 54,26% e supera la sfidante Lisa Celotto, una sfida tutta al femminile qui a Borso con il 45,74%. Portoviro, provincia di Rovigo invece, 4 sfidanti lo vedete, Mario Mantovan sopra con il 38,73%, solo 3 voti a quanto pare al momento lo dividono da Stefano Permunian, 37,93% la percentuale, Amida Panizzo 16,66%, Thomas Giacon 6,68%. In provincia di Verona adesso Castagnaro, comune di Castagnaro, andiamo a vedere la grafica, Jonathan Modenese e Christian Formigaro, davvero vedete che i voti sono lì. Eletto sindaco con il 29,95% Modenese, 29,78% pensate per cento Formigaro, distanziati al 23,02% Michele Sordo, al 17,25% invece Luca Sordo, 4 sfidanti. Bevilacqua, sempre provincia di Verona, dunque qui gli sfidanti sono 2, sindaco eletto Marco Grazia col 52,40%, Maurizio Argenton 47,60% invece non ha raggiunto lo sfidante, lo vedete. E poi in provincia di Belluno a Sospirolo il risultato eccolo, lo vediamo, è questo, un'unica candidatura ma è andata l'affluenza ben oltre il 50% e dunque Livia Cadore è nuovo sindaco. San Nicolò Comelico invece provincia di Belluno sempre, anche qui solo uno sfidante, superato il quorum era fatta, 72,2% con Davide Derigo Cromaro, quindi questi 2 sindaci del bellunese. Forse ho fatto un errore io, regia, mi potete riprodurre Santa Maria di Sala per cortesia, perché forse era il dato definitivo e ho sbagliato io, no? È ancora, lo spoglio è ancora in corso in questo momento, mi confermate? Sì, allora non vedo un risultato definitivo, vedremo nel proseguo poi del telegiornale. Zona rossa dell'Arcella, siamo a Padova adesso, a una settimana dalla partenza non si fermano le polemiche sullo striscione appeso per la cena sul cavalcavia Borgomagno, sono comparse delle scritte contro il prefetto e il questore. Questore e prefetto, la società reale vi schifa. È la scritta aggiunta in pennarello allo striscione Benvenuti in zona rossa, appeso sul cavalcavia Borgomagno a rinnescare la miccia sulla polemica a 7 giorni esatti dall'avvio della zona ad alto impatto nel quartiere Arcella. Sulla scritta indaga la Digos che sta visionando le telecamere di videosorveglianza e ha inviato una segnalazione alla procura per il reato di oltraggio a corpo politico amministrativo o giudiziario. Nel frattempo
frattempo le reazioni sono molteplici. Il sindaco Giordani non esita a scrivere in una nota diffusa alla stampa: chi ha scritto col pennarello "immagino nottetempo" quelle frasi dimostra che un vecchio detto è sempre attuale: la mamma degli stupidi è sempre incinta. Massimo rispetto e sostegno alle forze dell'ordine e a chi le rappresenta. Gli fa eco la consigliera comunale del PD Etta Andreella, arcellana ad hoc. Noi non ce l'abbiamo personalmente né col prefetto né col questore né con nessun altro, semplicemente crediamo che sia stata sbagliata come scelta la zona rossa su 2/3 di un quartiere come questo. Segnare una zona rossa così grande significa mettere in crisi un quartiere che ha una popolazione molto varia, ovviamente lo sappiamo, però non riuscirà ad avere l'effetto che ha avuto in altre situazioni, ovvero davvero di risolvere situazioni di crisi, perché è troppo vasta. Diverse le prese di posizioni da destra. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, Lega, pungola il sindaco. Invece di criticare chi applica le leggi e difendere la sicurezza dei cittadini, ora la sinistra chieda scusa. Matteo Cavattona, capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia, rincara. La contrapposizione ideologica è frutto di un malinteso sulla gestione della sicurezza. Da una parte un sindaco che non capisce o non vuole capire come utilizzare i nuovi strumenti che il governo gli ha messo a disposizione, e dall'altra tutta una serie di commenti che cercano di dipingere queste zone ad alto impatto come delle sorte di lager o di gulag nei quali nessuno può entrare o uscire. Tutto sbagliato. Nel frattempo continuano gli investimenti dell'amministrazione comunale all'Arcella, a partire dalle aree verdi come il Parco Milkovic. Ho disposto assolutamente di fare l'investimento previsto e accelerare al massimo. Sono fatti, non chiacchiere. Nega una birra a un cliente alterato, barista del centro di Padova aggredito e minacciato di morte, arrestato dai carabinieri il presunto responsabile. Il francese lo capisce bene: quando si è sentito urlare contro "je te garotte", ti strangolo e prima ti taglio la gola, ha subito inteso che le intenzioni del cliente seduto ad un tavolino del suo bar non erano affatto buone. Sono stati momenti ad alta tensione quelli vissuti nella centralissima via Roma a Padova, dove sabato sera verso le 8 il responsabile del caffè Quinto è stato minacciato di morte e aggredito. Aveva appena negato una birra a quel cliente, un 40enne tunisino che era arrivato nel locale già evidentemente ubriaco. Gli ho spiegato che non serviamo alcolici a chi è alterato, ci ha raccontato a microfoni spenti Andrea, preoccupato per eventuali ritorsioni. Il tunisino prima lo ha minacciato di morte, poi ha scaraventato il tavolino del bar e lo ha colpito con un pugno. Fortunatamente un altro dipendente è intervenuto e lo straniero ha inforcato il monopattino e ha cercato di dileguarsi. I carabinieri arrivati sul posto l'hanno bloccato poco lontano in via dei Fabbri. Era la prima volta che veniva fermato dai carabinieri e che si faceva vedere in quella zona del centro storico. Una zona che però, conclude Andrea, non è così tranquilla, visto che spesso ragazzini, anche giovanissimi, ci insultano se non serviamo loro da bere, conclude. Restiamo in provincia di Padova perché siamo in grado di mostrarvi anche il definitivo delle elezioni amministrative a Ospedaletto e Euganeo, dove il nuovo sindaco è Fabio Vigato, lo vedete col 41,35%, ha superato Giacomo Scapin col 28,98%, Stefano Gallo col 18,78%, Severina Masiero col 9,89%, quindi Vigato nuovo sindaco a Ospedaletto. E continuiamo a parlare di enti comprensori e territori, perché la classifica della qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore rispetto alle varie fasce d'età vede spiccare Treviso seconda in Italia per qualità della vita degli anziani. La provincia di Treviso seconda in Italia per servizi agli over 65, mentre per bambini e giovani la situazione non è poi così rosea. Qualità della vita, la quinta edizione delle classifiche stilate dal Sole 24 Ore per fasce d'età, traccia ancora una volta una marca in chiaroscuro. Ottimi gli indicatori per gli anziani, dall'aspettativa di vita ai posti disponibili nelle RSA ai servizi sociali. Treviso è seconda in Italia, solamente a Bolzano, e stacca nettamente Trento, che è terza.
Ben vengano le classifiche, per l'amor di Dio, si tende magari ad enfatizzare, ed è oggettivo, che siamo la seconda provincia d'Italia per qualità di benessere per gli over 65 e questo è molto positivo, ci dà degli spunti per poter prendere atto su indirizzi che possano farci in qualche modo risalire la classifica rispetto appunto alla qualità della vita dei giovani piuttosto che alla qualità della vita dei bambini. Dobbiamo lavorare sulle nuove generazioni, si paga lo scotto anche qui come d'altronde in tante province d'Italia dell'inverno demografico e di una riprogrammazione da tenere in considerazione a medio-lungo termine. Se si parla di bambini, entro i primi 10 posti la Marca piazza un paio di parametri, è quarta in Italia in senso virtuoso per delitti commessi sui minori, sesta come tasso di pratica sportiva tra i più piccoli, peggio va con i giovani, Treviso è solo 55esima. Paola Roma, presidente dell'associazione Comuni Marca Trevigiana, parte tuttavia dal dato più positivo, il terzo posto nazionale, quindi tra i più bassi del paese, per disoccupazione giovanile. Non abbiamo questa discrepanza rispetto ad altri territori e quindi bene, perché anche nelle pubbliche amministrazioni abbiamo necessità di avere questi ragazzi, noi lo vediamo attraverso i volontari del servizio civile che poi attraverso il corso-concorso possono lavorare all'interno delle amministrazioni pubbliche. La pagella relativa ai giovani riporta tuttavia dati su cui riflettere. Provincia di Treviso 73esima quanto a imprenditoria under 35, 82esima quando si parla di incidenza degli affitti sul reddito, 90esima in Italia come percezione di insicurezza. Dopo il Covid abbiamo avuto un tracollo per quello che sono le necessità nei confronti dei giovani. Il disagio giovanile ha preso sicuramente ad occupare una grossa parte di quelli che sono gli investimenti non solo economici dei comuni, per cui è un'indagine assolutamente comprensibile, ma sappiate che ci stiamo dando da fare anche per cercare di sistemare le classi che stanno peggio. A Padova invece la soprintendenza è impegnata nelle fasi conclusive del progetto di restauro della statua equestre del Gattamelata. Entro ottobre dovrebbe essere pronto, consentendo così la partenza dei lavori. Entro la fine del 2025 partirà il restauro del monumento al Gattamelata, il capolavoro del Donatello. Ha bisogno di interventi urgenti stabiliti dalle indagini accurate effettuate negli anni scorsi. A novembre l'annuncio che un gruppo di finanziatori internazionali ha destinato €1 milione per completare il complesso percorso di cura della statua. La soprintendenza sta mettendo a punto le indicazioni. Stiamo per uscire con il parere a questa, come sapete la committenza, la proprietà ha chiesto per il momento di finire la fase diagnostica e, come dire, per ragioni abbastanza ben documentate, portandolo nel Museo Boito per finire la diagnostica, per fare finalmente il progetto esecutivo, perché la sovrintendenza autorizza un progetto di restauro, non autorizza così, e quindi siamo in questa fase molto limitata nel tempo. I tempi sono dettati anche dalla burocrazia, ma entro 5 mesi, quindi intorno ad ottobre, il progetto definitivo di restauro dovrebbe essere pronto in modo da consentire la partenza del cantiere. Il cronoprogramma dei progettisti della delegazione pontificia ha richiesto 5 mesi per arrivare al progetto, poi sarà il restauro. È tutto per questa edizione, adesso le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci.